Adesso continuiamo con la rubrica del dottor Madeschi, 3 minuti per la tua salute. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione video sound che parla di problemi della salute. Oggi voglio ritornare un attimino su un problema che abbiamo già presentato e si riferisce a questo tipo di programma, vedo che si può inquadrare, credo, vero? Ecco, voi vi ricordate che abbiamo lanciato questa campagna che dura un anno di diagnosi precoce e quindi prevenzione per quanto riguarda il melanoma, che è uno dei tumori più brutti che noi possiamo vedere. Ora, io sono contento di come stanno andando le cose, vediamo che la gente è abbastanza sensibile, però devo anche dire che vediamo dei casi ancora in stadio leggermente avanzato, quindi cercate anche voi di volervi bene, di leggere questi opuscoli. Quando avete del dubbio andate dal vostro medico, ma non trascurate, cioè se voi avete un nevo, se vedete che questo nevo vi lascia un po' perplesso, se vedete che questo nevo aumenta, non aspettate un anno per rivolgersi al medico e venire, perché non dico che sia tardi, ma certamente non è una diagnosi precoce. Vi abbiamo detto in passato che il melanoma, se viene ascoltato nello stadio iniziale, proprio appena evidentemente è nato, noi abbiamo una guarigione del 90% a 5 anni. Però tenete presente che se il melanoma è in condizione avanzata, magari ha già qualche linfonodo che è stato preso, bene, non per farvi paura, ma questa è la realtà, abbiamo solamente il 2% di sopravvivenza a distanza di 5 anni. Quindi vi rendete conto che è un tumore molto peggiore di quello che è il tumore alla mammella o il tumore polmonare. Quindi cercate di stare attenti. Vi ricordo solo le caratteristiche che devono farvi un attimino pensare, far venire i dubbi, e sono quando il nevo è asimmetrico, non è bello regolare, quando ha dei bordi frastagliati, quando ha delle colorazioni, discromie, evidentemente c'è un colore che varia all'interno, e in modo particolare quando questo nevo aumenta di dimensione, cioè la sua evoluzione, quella regola che abbiamo chiamato dell'ABCDE. La E ultima che sta per evoluzione è forse la cosa principale. Quando voi vedete che c'è un nevo che aumenta, che si trasforma, andare proprio subito dal vostro medico. Naturalmente è facile vedere i nevi se li avete sulle mani, sulle braccia, sulle gambe, perché le vedete benissimo, però ricordatevi che spesso sono sul dorso e quindi non le vedete. Fatevi guardare dal marito, dalla moglie, dalla mamma, da quello che è in casa con voi, in maniera da vedere se c'è qualcosa che vi lascia perplesso. Ecco, quindi questo ricordo che vi ho fatto oggi è quello per cercare di sensibilizzarvi ancora, di dire state attenti. Se questa campagna l'abbiamo impostato e vediamo che i frutti stanno vedendo, ecco, vorrei che aumentasse questa sensibilizzazione per il futuro. Bene, con questo ricordo vi saluto e ci vediamo la settimana prossima.